Esatto, esatto. E Abbiamo con questo, realizzato. vabbè, se siete qua potete direttamente muovervi.
Sì, vai. Bene, buonasera a tutti. Per chi non mi conosce, sono Luis Nassago, sono professore all'Università di Genova, oltre che accademico, così si dice, 2 volte accademico, perché si sei all'università, lo sei giusto. Questo incontro rientra nel seminario permanente sulla transizione ecologica e sapere saper fare, che è un'attività che abbiamo lanciato da diverso tempo ormai, sta seguendo, e questa fase riguarda l'Accademia di incontro di imprese. Abbiamo pensato che nell'ambito di tutte questi incontri fosse importante assistere delle aziende. Abbiamo avuto già all'inizio abbiamo avuto Erg con il dottor Dragoli. La settimana scorsa abbiamo avuto di Ferro che ha parlato di Acciaio Green. Oggi abbiamo all'intervento Gerardo Bidoni di Assaldo di Ritech e la prossima settimana, ricordo il 24 novembre del 17, avremo Andrea Bobardi di Rita che parlerà di Prono Green. Quindi sono i temi fondamentali, importanti, sui quali anche le nostre aziende, anche il territorio, diciamo, sono impegnate nell'attività di ricerca su tutto. Allora, io intanto presento loro due, che sono Alice Pesenti e Leonardo Torbidoni. Loro fanno parte di questa società che si chiama Assaldo Ritech, che è una cosa che io spero di non sbagliare, di spin-off di Assaldo Ritech, che va di moda dire così, quindi si è distaccato una società che si occupa di tutte quelle che sono le iniziative che riguardano, diciamo, lo sviluppo delle rinnovabili o l'aiuto allo sviluppo delle rinnovabili in senso ampio. Alice Pesenti, non ci conosciamo, credo che sia ingegnere chimico o qualcosa del genere, perché gli ingegneri chimici, secondo con chi parlano, sono chimici e ingegneri. C'è una cosa che dice un mio amico ingegnere. Invece mi conosco molto meglio Leonardo Bidoni perché ha fatto il dottorato di ricerca con me ormai quasi 20 anni fa, diciamo. Quindi ho subito Leonardo per tutte le domeniche pomeriggio che mi telefonava chiedetemi di spiegare una storia di questo. E ha fatto chimica, io ho fatto chimica con te, per quello che stiamo parlando. Hai lasciato un'impronta. Allora, io non dico altro, perché credo che avranno modo di far capire che fanno, che sanno. Devo ringraziare anche la professoressa Magistri che è con noi, che ha portato un gruppo di studenti di ingegneria dell'ultimo anno dell'aeronautica per l'energia aeronautica a seguire questo seminario, che credo che è vero che per loro sia estremamente utile anche per vedere un po' come si muove sul territorio questo tipo di cose. L'argomento fondamentale è l'energy storage, che è l'elemento, diciamo, chiave per lo sviluppo delle rinnovabili. Il 25 novembre sarà una giornata dedicata al mattino ai temi di non puoi non venire. E nel pomeriggio avremo la tavola rotonda alla quale parteciperanno diversi personaggi che trovate sottoscritto sul programma. Non lo so a ripetere, ma credo che sia un'occasione veramente importante per assistere anche sul territorio di Ansaldo. Parlerà il dottor Nucci, che adesso è il direttore delegato di Ansaldo Nucleare, prima era il direttore generale di Ansaldo Energia, ci conosciamo dalla vita. Quindi io lascerei la parola a loro due, so che si alternano, quindi vi vado a sedere così vi posso vedere, perché altrimenti non si riesce a vedere. Grazie. Grazie Paolo. Grazie, spero che si senta. Buon pomeriggio a tutti. Alice Pesenti, molto piacere. Dunque, non sarà semplicissimo gestire questo tema perché la transizione energetica è un fenomeno molto complesso. Sta succedendo, sta già succedendo, quindi è molto bello che se ne parli. Ringrazio l'Accademia perché la possibilità di parlarne alla cittadinanza, secondo me, visto che il fenomeno riguarda tutti, è veramente un'opportunità preziosa. Non sarà facilissimo perché il tema è complesso e la platea è molto variegata. Chiedo scusa in anticipo agli studenti, diremo delle cose che per loro a volte sono ovvie, ma ci perdonerete. O andrete poi a prendervi una birra alle erbe e ci perdonerete. Benissimo, cominciamo un po' da lontano, quindi perché è necessaria la transizione ecologica e più in particolare la transizione energetica, cioè la sua declinazione
applicata in chiave di decarbonizzazione del settore di produzione energia elettrica. Non raccontiamo niente di nuovo se diciamo che il grosso nemico della, diciamo, la grossa sfida di questa epoca è combattere il cambiamento climatico. Cambiamento climatico, diciamo, al di là di qualche nicchia di negazionisti, diciamo, è verità universalmente riconosciuta dal punto di vista scientifico che sia legato all'accesso di CO2 che noi stiamo emettendo in atmosfera. Quindi la decarbonizzazione di un settore passa attraverso la riduzione della CO2 che quel settore emette o la rimozione di questa CO2 una volta emessa dall'atmosfera. Non sono cose banalissime, adesso cerchiamo di vedere perché. Dunque, la CO2 che abbiamo emesso nel corso degli ultimi secoli, questo filino l'ho preso da un sito che vi raccomando, si chiama Our World in Data, ci sono dati praticamente su ogni attività umana e non solo, è veramente ben fatto e volevo dirvi che la CO2 è normale che ci sia in atmosfera, la emettiamo persino respirando, quindi è il grande nemico ma non è di per sé un veleno. Guardate però quanta ne stiamo emettendo, diciamo, dal dopoguerra, dal secondo dopoguerra ad oggi. Abbiamo veramente perso il controllo. Nel momento in cui perdiamo il controllo delle emissioni di questo gas, si innesca quello che viene chiamato effetto serra, ovvero la CO2 che in natura esiste, la usano gli alberi per fare la fotosintesi, ci aiuta a tenere il pianeta vivibile perché trattiene un po' di raggi solari sulla Terra e mantiene la temperatura della terra calda abbastanza per viverci sopra. Quando ci scappa di mano e ne emettiamo troppa, è la prima, diciamo, imputata del cambiamento climatico, quindi del global warming, dell'innalzamento progressivo della temperatura media, che non è l'ottobrata, abbiamo fatto tutto volentierissimo il bagno a fine ottobre, ma è un problema che i ragazzi più giovani hanno chiarissimo, relativo alla sopravvivenza del pianeta stesso. Quindi bisogna fare qualcosa subito. Oggi vediamo cosa si può fare in ambito energetico. Quindi vediamo chi è che produce la CO2 che noi emettiamo, quindi è normale, intrinseco nell'attività umana. La terra, per esempio, gli alberi ne consumano una quota, ma nel momento in cui ne produciamo molta di più di quella che la terra è in grado di assorbire, inneschiamo questa deriva incontrollata della CO2 in atmosfera. Il 75% quasi della CO2 che l'essere umano emette nella sua attività la emette per produrre energia. Mi scuso, questi dati sono del 2016, volevo darvi una visione globale, quindi a livello mondo non è banalissimo trovarli più aggiornati, ma non è cambiata la ripartizione percentuale. Purtroppo è aumentata in valore assoluto la quantità di CO2 che emettiamo, la ripartizione percentuale non è cambiata. Quando diciamo energia, non parliamo soltanto dell'energia che arriva alla presa della nostra casa dove ricarichiamo il telefonino, è l'energia che usiamo nell'industria, ci sono industrie fortemente energivore, la produzione di acciaio, se ne è parlato la settimana scorsa, mi pare in questa sede, è un settore fortemente energivoro, l'industria chimica, tutto il trasporto e anche il riscaldamento domestico e l'elettricità che arriva nelle nostre case. Quindi il termine energia è un termine molto ampio ed è, diciamo, responsabile di una percentuale molto ampia delle emissioni di CO2 ad oggi. Fondamentalmente è l'essere umano sulla Terra che sta creando questo problema e in particolare l'essere umano quando per scaldarsi o per innescare dei meccanismi produttivi genera energia. Perché questo succede? Vorrei dirvi che questa slide che viene dopo è un excursus storico, purtroppo non lo è. Ci sono ancora ampissime zone del mondo che generano energia in modi molto superati. Dunque, perché generare energia emette CO2 in atmosfera? Perché noi storicamente, tra virgolette, produciamo energia elettrica e termica bruciando combustibili fossili. Era, purtroppo è ancora il carbone, diciamo era il carbone, una prima transizione energetica è stata abbandonare il carbone per passare al gas naturale, lo stesso che esce dai fornelli di casa. E entrambi questi combustibili, quando vengono bruciati, siccome contengono del carbonio, ho il terrore che il professore Lorenzali mi interroghi sulla reazione di combustione,
reagendo col comburente che è l'aria e contiene ossigeno, C, carbonio che era nei combustibili, ossigeno che era nell'aria, generano CO2. Tanto più ricco il combustibile era di carbonio, tanto maggiore la quantità di CO2 emessa a parità di energia generata. Quindi la combustione del carbone generava, purtroppo genera ancora in tante parti del mondo, compresa l'Italia che ha detto nel 2025 smetterà di bruciare carbone, lo stiamo facendo, però non abbiamo del tutto azzerato. Quindi bruciare carbone genera quasi 100 tonnellate di CO2 per gigajoule, è una unità di energia, prendiamola così com'è. Combustibili liquidi, diciamo gasolio, avevano già avuto una riduzione abbastanza significativa. Il gas ha dimezzato la produzione di CO2 per unità di energia generata. Brutta notizia è che non è ancora sufficiente, anche da quando buona parte dell'energia che noi generiamo, la generiamo bruciando gas, non abbiamo intercettato questo fenomeno che deriva dalla CO2 in atmosfera. Abbiamo due vie per uscire da questo impasse. Abbandonare la combustione di combustibili fossili, quindi bruciare idrogeno, che non contiene la famigerata C del carbonio, l'idrogeno a sua forma è H2, ma l'idrogeno oggi è prodotto a partire dal gas naturale, quindi abbiamo nascosto la polvere sotto il tappeto, spostiamo il problema da un'altra parte, ma nella catena continuiamo a generare CO2. L'unico modo per generare un idrogeno cosiddetto green, che ci consente di dire che abbiamo prodotto energia, tra l'altro l'idrogeno con l'aria fa acqua, H2O, quindi è bellissimo, fa vapore d'acqua, ma se l'idrogeno l'abbiamo prodotto green vuol dire che l'abbiamo prodotto utilizzando energie rinnovabili. La seconda via è utilizzare direttamente le energie rinnovabili, che è anche una via più efficiente, se vogliamo dirla tutta. Quindi abbandoniamo la combustione. Nel primo caso continuiamo a bruciare, ma abbandoniamo combustibili come il gas metano CH4 che contengono carbonio. Nel secondo caso abbandoniamo la combustione, quindi solare, quindi wind, quindi idroelettrico, energie rinnovabili. E la buona notizia è che lo sappiamo già fare, non c'è niente di sfidante dal punto di vista tecnologico, o quantomeno si può aumentare sicuramente l'efficienza di ogni processo, ma lo sappiamo già fare, le energie rinnovabili sono disponibili e robuste come tecnologie, ma non è assolutamente banale integrarle nella rete elettrica senza che questo ci generi delle grane. Proviamo a vedere perché. Questo è un altro sito, tanto lo dico anche ai ragazzi che magari possono essere interessati. Questo sito California ISO riporta i dati della rete elettrica californiana misurati in tempo reale e storico, cioè tu ti selezioni la giornata e puoi andare a vedere quella rete lì, in quel giorno lì, come è stata alimentata. È molto bello ed è anche molto interessante perché la California, per ragioni sue, è molto più avanti di noi nella transizione, quindi ha un installato soprattutto di solare, in virtù anche dei loro spazi, una percentuale di rinnovabili molto più alta della nostra, quindi è un esempio significativo di come potremmo essere noi in una decina d'anni. Vediamo, questa è una fotografia di quello che è successo sul sistema elettrico californiano il 2 novembre, un anno fa, il 2 novembre del 21, devo aggiornare questa slide. Ci sono, diciamo, in orizzontale le 24 ore e in verticale l'energia che era prodotta in quel momento, a seconda del colore della linea, da quale fonte. Probabilmente voi non ci leggete, vi dico io che la linea Bordeaux era l'eolico, il wind. Deduco fosse una notte abbastanza ventosa perché alle 2 del mattino no, scusate, ho fatto un errore. La verde sono le rinnovabili complessivamente dette, wind più solare, scusate, la linea verde. Deduco fosse una notte ventosa perché di notte, quando il solare sicuramente produce zero, avevamo comunque 3 gigawatt di rinnovabili, quindi evidentemente c'era vento. E poi si vede molto bene il momento in cui è sorto il sole, intorno alle 8 del mattino, e le rinnovabili hanno avuto per tutto il giorno un plateau di produzione. Sicuramente quelli sono campi fotovoltaici che producono. E analogamente al calare al tramonto la produzione rinnovabile diciamo, spegne, almeno il contributo dal solare. Un piccolissimo excursus su come funziona una rete elettrica, ci provo.
Io me la immagino così, un bacino d'acqua, e qualche professore probabilmente si suiciderà in questo momento, un bacino d'acqua con tanti affluenti che entrano e tanti che ne escono. Gli affluenti che entrano sono i produttori di energia elettrica, gli affluenti che escono sono i consumatori. Per ragioni su cui non vi sto a tediare, il livello dell'acqua in questo bacino deve rimanere costante, cioè noi non possiamo né immettere più energia di quella che siamo in grado di consumare in quel momento, né consumare più energia di quella che stiamo producendo. Ci vuole un equilibrio. Qual è il problema? Che finché gli affluenti di questo bacino erano fonti combustibili fossili, noi potevamo decidere quando produrre in quell'esatto momento, esattamente come quando ho l'ebollizione dell'acqua posso abbassare il gas e l'acqua smette di uscire dalla pentola. Quindi noi finché abbiamo turbine a gas che fanno la maggior parte della produzione di energia elettrica, quando i consumi scendono, di notte o di domenica i consumi scendono, non facciamo altro che abbassare i rubinetti, sono grosse valvole del gas, e la produzione di energia elettrica da fonte fossile scende insieme ai nostri bisogni. Quindi la domanda e l'offerta sono sincronizzati perché la produzione si sincronizza, può modulare seguendo il consumo di energia minuto per minuto. Nel momento in cui gli altri affluenti di questa vasca, che sono le fonti rinnovabili, non le comandiamo in alcun modo. Il solare produce quando c'è sole, il wind produce quando c'è vento. Quindi non c'è modo di sincronizzare la domanda con l'offerta se non introducendo delle soluzioni di energy storage. Adesso ci arriviamo. Cosa succede? Nel momento in cui sorge il sole, la produzione di CO2 misurata dello stesso giorno nella stessa nazione ha un crollo. Perché ha un crollo? Perché a parità di consumi elettrici di quel momento, immaginiamo che tutti gli utenti californiani in quel momento avessero acceso il microonde. Il consumo, la richiesta è una. Nel momento in cui sorge il sole e inizia a produrre e butta acqua nel bacino, tutte le fonti che possono farlo, quindi tutte le fonti fossili, chiudono i rubinetti, scendono di carico, si dice, le turbine a gas, le turbine a vapore. Quindi indirettamente il sorgere del sole ha fatto sì che a parità di energia immessa in rete bruciassimo meno combustibili. È lì che scende la CO2, a parità di energia immessa in rete, perché il sorgere del sole ha fatto sì che potessero scendere di carico le soluzioni che bruciano combustibili fossili. È tutto bellissimo, quindi funziona. Le tecnologie ce le abbiamo in mano, la CO2 scende. Purtroppo nessuno di noi è disposto a spegnere la televisione quando scende il sole. Nessuno di noi è disposto a sincronizzare i propri consumi con una produzione non solo discontinua, ma anche impredicibile. Il sole almeno sorge più o meno alla stessa ora. Il wind, quando fa la raffica, fa la raffica. Oggi succede che a volte quando c'è la raffica di vento noi quell'energia la dobbiamo buttare via, stacchiamo le pale eoliche dalla rete perché non c'è nessuno che sta consumando energia in quel momento. Quello che dobbiamo fare per decarbonizzare la rete elettrica, quindi sfruttare al massimo la produzione rinnovabile senza compromettere la solidità della nostra rete e la continuità con cui viene erogata energia elettrica in rete, è installare installare parallelamente alle rinnovabili soluzioni di energy storage, accumulo energetico. Poi lo vedrete molto meglio con Leo che vi racconta anche quali sono le tecnologie disponibili, ma sono delle grosse pile, chiamiamole così, che si caricano quando c'è tanta produzione rinnovabile, di modo da poterci rendere disponibile quella stessa energia green quando è buio, per esempio, se si parla del solare, o quando il vento è passato. Quindi ci consentono di risincronizzare la domanda con l'offerta, caricandosi quando c'è sovrapproduzione da parte delle rinnovabili rispetto a quello che consumiamo in quel momento e scaricandosi viceversa quando richiediamo più energia green di quella che il sole e il vento stanno producendo in questo momento. Vediamo adesso che cosa sta facendo l'Italia. Abbiamo detto che bisogna muoversi a partire da domani e l'Italia si sta muovendo. Questa è un'ottima notizia. Ad agosto di quest'anno Terna, che è il gestore della rete elettrica italiana, e Snam, che tutti conosciamo, hanno emesso un report molto ben fatto, è disponibile sul sito di Terna, sono atti pubblici,
che si chiama Descrizione degli scenari 2022, in cui identificano le azioni concrete da fare in Italia per traguardare i target di decarbonizzazione che arrivano dalla Comunità Europea. È uscito ad agosto e ha dei numeri secondo me bellissimi, nel senso estremamente confortanti, non stiamo infilando la testa sotto la sabbia. Quali sono i target? Dov'è che dobbiamo andare? Dobbiamo ridurre del 55% la CO2 emessa rispetto a quanta ne emettevamo nel 1990 entro il 2030, che è dopodomani mattina. Dal punto di vista delle tempistiche di approvazione di un progetto, di realizzazione, è dopodomani mattina. E dobbiamo andare a net zero, emissioni zero al 2050. Non vuol dire che non emetteremo più CO2, potremo sempre espirare e produrre della CO2 espirando, ma dovremmo trovare un equilibrio, cioè dovremmo emettere in atmosfera tante CO2 quanta siamo capaci di sequestrare, con diversi metodi che possono essere anche quelli di sequestration, proprio degli impianti che tolgono la CO2 dall'aria, ma che possono essere anche banalmente piantare degli alberi. Cioè dobbiamo al 2050 azzerare la pendenza o diciamo spianare quella curva di degrado della CO2 che abbiamo visto nella prima slide. È un programma veramente ambizioso. Deve cambiare radicalmente la nostra, diciamo, il sistema elettrico cambia radicalmente. Deve cambiare radicalmente tramite questi due elementi molto chiari: installare tanto rinnovabile e accompagnarlo da tanto energy storage. Quanto rinnovabile? Terna e Snam fanno delle ipotesi. Le fanno, diciamo, confrontandosi al 2019, va detto che dal punto di vista del nostro settore il 2020, il Covid, hanno un po' sparigliato tutte le carte, non è un anno molto significativo contro cui confrontarsi. Guardiamo cosa c'era di installato in Italia nel 2019, cosa ci deve essere nel 2030. Dobbiamo quadruplicare la capacità installata di fotovoltaico. Sono numeri enormi. Dobbiamo quasi triplicare la capacità installata di eolico. Sparisce completamente il carbone entro il 2030, in realtà Enel ha detto entro il 2025. Rimangono installate le centrali a gas, ma una slide che oggi non abbiamo, fidatevi di me, si prevede che marcino, che lavorino pochissime ore l'anno, ovvero io produco più energia rinnovabile possibile, la sfrutto tutta, non la butto via, la sfrutto tutta, perché se non la uso mentre la produco la metto da parte in una pila che me la restituirà quando mi è necessaria, ma non posso pensare che se piove per 2 settimane le sale operatorie restino senza alimentazione, ok? Quindi ci saranno sempre delle turbine a gas che sono centrali elettriche, come se passate da Vado in autostrada, quelle 2 ciminiere altissime che stanno tirando giù erano quelle del carbone, ma ci sono ancora 2 ciminiere più basse che fanno generazione di energia bruciando metano, gas naturale. Quel tipo di centrale lì quindi resterà installata, ma si cercherà di farle funzionare il meno possibile. Quindi usiamo tutto il sole, usiamo tutto il vento, scarichiamo tutti gli storage, in estrema ratio facciamo partire il gas. Quindi qui vedete che quello che viene definito gas rimane circa costante come installato, ma le ore di esercizio effettivo saranno molte meno. Se riusciamo a installare tutto questo solare e tutto questo eolico, avremo bisogno di tanto accumulo energetico. Quindi grosse pile, adesso scusate sto banalizzando, ma perché so che poi Leonardo vi racconta meglio come funzionano, che dovranno accompagnare, questi sono tutti dati sempre di Terna, accompagnare l'installazione delle rinnovabili. Vedete bene da questa cartina, fidatevi di noi che 100-170 gigawattora sono una quantità sconfinata, adesso ne abbiamo uno in Italia, tanto per dirvi, lo dobbiamo fare entro il 2040. Vedete che sono quasi tutti collocati in Sud Italia. Non è un caso, perché è in Sud Italia che installeremo il grosso dei nostri pannelli solari. In backup poi abbiamo la stessa cartina relativa all'installato solare. Non perché ci sia più spazio, per quale altra ragione, ma per un tema di irraggiamento solare. Cioè lo stesso pannello installato in Puglia produce il triplo che installato in pianura padana. Quindi
Ho sbagliato, però lo dice Terna, giuro, ce l'ho stampato qua. Ok, allora poi ne parliamo. Però è vero che il grosso dell'installato è previsto in Meridione ed è vero che il grosso dello storage dovrà accompagnare l'installato rinnovabile. C'era ancora una cosa che vi volevo dire. È un punto di vista secondo me interessante sulla transizione energetica, è che nel momento in cui la faremo per decarbonizzare, ed è giusto farla per decarbonizzare perché stiamo perdendo il controllo, il cambiamento climatico è una cosa sotto gli occhi di tutti, ma l'effetto collaterale molto positivo, fra virgolette, sarà anche quello di incrementare l'indipendenza energetica, la sicurezza energetica del paese. Abbiamo visto molto bene negli ultimi mesi, negli ultimi periodi, come la dipendenza dal gas che noi importiamo per il 90%, ci leghi poi a dinamiche anche sociopolitiche veramente pericolose e difficili da gestire, perché dalla sicurezza energetica di un paese non ci passa soltanto la continuità con cui io posso caricare un cellulare, ci crolla un paese. Pensate alle comunicazioni, le infrastrutture, i treni, le strutture ospedaliere. Non è naif volersi rendere indipendenti dal punto di vista della sicurezza energetica. Quindi passare a produrre un'energia sul suolo italiano con pannelli installati in Italia ci rende anche la rete più sicura. Va detto, per onestà intellettuale, la stragrande maggioranza, non dico percentuali così se sbaglio non vengono elarguita, dei pannelli ad oggi provengono dalla Cina e anche le batterie agli ioni di litio, che sono la tecnologia più diffusa, provengono in massima parte dalla Cina. Per cui è un'indipendenza energetica un po' zoppa, però è sicuramente uno degli aspetti di questa transizione che sta già avvenendo. Dico che sta avvenendo perché tutte queste parole non sono solo su carta, c'è un iter di approvazione in essere in questi mesi, e mi scuso perché qui si parla ancora del MITE, non abbiamo fatto in tempo ad aggiornare il Ministero, ma per quanto riguarda l'installazione di storage da diciamo, installare in Italia, è stata già avviata una procedura da Terna, abbiamo detto gestore rete elettrica, ARERA, che è l'ente regolatorio, il GME, il gestore dei mercati energetici, e il Ministero di riferimento, che era il Ministero di Cingolani, adesso cambierà. È stata avviata ed è già in essere un iter che l'anno prossimo abiliterà il primo strumento, la prima disciplina che consentirà ai diciamo, quelli che produttori di energia elettrica, passatemi questo termine, di partecipare a questi concorsi, a queste aste nazionali e installare per la prima volta grosse quantità di energy storage. Quindi tutto quello che abbiamo detto fin qui, l'energy storage come abilitatore della transizione energetica, ci stiamo muovendo, non è soltanto su carta. Ci stiamo muovendo, le tecnologie a disposizione sono tante, alcune sono mature, alcune sono in fase di sviluppo, e con questa io ho finito, passo la palla a Leo. Sono stata ampiamente nei 25 minuti e se andiamo tardi è colpa sua. Grazie, grazie mille. Come avete capito è sempre colpa mia e lei è la più brava, questo è vero, però questo è vero. Allora, se ne avete ancora voglia? Non siete ancora cotti? Allora, adesso cerchiamo di passare a qualcosa di più tecnologico, quindi più divertente, può essere, no? Però Alice ha tradotto il sentimento veramente di tutti. Gutierrez ha detto suicidio di massa pochi giorni fa, no? Presidente delle Nazioni Unite. Un personaggio che si espone così tanto significa che effettivamente la situazione è urgente. Quindi queste tecnologie ci vengono a salvare in qualche modo, sia i pannelli solari che l'eolico, l'energy storage, come vedremo, è fondamentale per rendere possibile, come ha spiegato Alice, la presenza di questa energia rinnovabile compatibilmente con la nostra vita. Quindi queste tecnologie di storage diventano importanti perché sono degli abilitanti a questa transizione. Una cosa non può esistere senza l'altra. Sono simbiotici. Ecco perché è così importante l'energy storage. E la situazione effettivamente è grave. Quindi siamo qua apposta, vediamo che cosa è possibile fare.
Come si traduce poi nel momento del fare, nel buttare a terra tecnologie, gli obiettivi che abbiamo visto, che sono veramente ambiziosi, estremamente ambiziosi, attraverso delle tecnologie che adesso vi farò vedere. Allora, non funziona. Perfetto. Dove troveremo lo storage sul territorio nazionale nel prossimo futuro? Dovunque. Letteralmente dovunque, perché lo troveremo in prossimità dei grandi centri di produzione, impianti di produzione di energia rinnovabile, siano essi solari che eolici, al fine di immagazzinare l'energia prodotta in attesa di essere utilizzata, come spiegato. Sono vicino ai nodi di rete, della rete elettrica, per evitarne la congestione, che tra l'altro è un fenomeno accelerato, come dire, che deriva dal fatto che un punto di produzione di energia è diverso dal punto del suo consumo. Adesso faccio un esempio totalmente strampalato, però è efficace per farvi capire cosa intendo. Immaginate una grande produzione di energia solare in Calabria o una produzione eolica in Puglia in un'ora del giorno in cui la massima domanda di elettricità è in Piemonte. Deve attraversare tutta la penisola, si congestiona la rete. Per evitare questo si usano, adesso non mi dilungo, i sistemi di storage. Poi li troveremo anche nelle comunità energetiche, quindi farete parte di comunità energetiche, che saranno esse dotate di produzione rinnovabile localizzata. Infine troverete questi sistemi nelle vostre case, probabilmente, perché e anche per la stessa ragione anche negli edifici commerciali e negli edifici industriali, per massimizzare l'autoconsumo dell'energia rinnovabile autoprodotta dalle persone con i pannelli solari sopra i tetti. Quindi la troveremo veramente ovunque, queste tecnologie di storage, nel nostro futuro prossimo. Tasto destro, prof. Va bene. Oh. Freccetta. Ok. Quali saranno queste tecnologie? Impariamo velocemente a categorizzarle, a classificarle, perché è molto interessante in realtà. Seguitemi. Si caratterizzano per capacità, tempo di scarica ed efficienza energetica. La capacità è la quantità di energia che una batteria riesce a contenere e si misura in megawattora. Cosa sono i megawattora? Tranquilli, lo togliamo di mezzo il megawattora perché in realtà si usa un'altra unità di misura molto più familiare, le ore, un'unità di tempo. Perché? Perché una batteria che contiene tanta energia, quindi tanta capacità, si scaricherà in un tempo più lungo. Una batteria che ha meno energia si scaricherà in un tempo più breve. Quindi il tempo di scarica cosiddetto, che tecnicamente per definizione è la durata di tempo nella quale la batteria scarica tutta la sua energia alla potenza nominale, diventa una misura di capacità energetica, di una misura energetica. In realtà è tempo. Ma perché si usa? Perché è intuitiva, cioè dà subito l'idea di qual è la migliore applicazione per quella batteria. Vi faccio degli esempi. Per esempio, se io devo fare il supporto alla rete elettrica per fare un inseguimento di carico di domanda, per mantenere e bilanciare la frequenza della rete elettrica oppure bilanciare il voltaggio, sappiate che questi sono fenomeni che si bilanciano nell'arco dei secondi o dei minuti al massimo. Quindi avrò bisogno di una batteria che ha un tempo di scarica di ore? No, avrò bisogno, sarà sufficiente una batteria che ha il tempo di scarica di un'ora, ma molto reattiva. Se invece devo immagazzinare l'energia solare, che splende nel cielo per diverse ore, mi serviranno delle batterie che hanno tempo di scarica nell'ordine delle ore.
Se voglio immagazzinare energia eolica, di ancora più ore, e così via. Il terzo elemento per caratterizzare una batteria è l'efficienza energetica. L'efficienza energetica è tecnicamente il rapporto tra l'energia che riesco a scaricare da quella batteria e l'energia che mi serve per caricarla completamente. Questo rapporto è sempre minore di 1, purtroppo. Cosa significa? Che ci vuole più energia per caricare una batteria di quanta io non ottenga per scaricarla. Dove va l'altra energia? È persa, dissipata. Ahimè, io voglio una batteria che dissipa tanta energia e poi non me la fa usare. No, io voglio che abbia la possibilità di avere rendimenti molto alti, così utilizzo tutta l'energia che ho immagazzinato, il più possibile. Tutta impossibile. Adesso vediamo come si classificano, non come si categorizzano, si classificano questi sistemi. Ci sono due famiglie principali e questi termini li troverete scritti sui giornali nel futuro, perché sono termini estremamente familiari nelle persone che lavorano, che fanno questo lavoro, essenzialmente. La prima famiglia è il power to power, parola inglese che significa potenza per potenza. È lo storage di tipo elettrico, lo dice la parola stessa, entra power, cioè elettricità, dentro il sistema di storage, cosa ne esce? La stessa cosa, elettricità, power to power, perfetto. Dentro questa famiglia ci sono le batterie elettrochimiche, i sistemi di pompaggio, che poi vedremo cosa sono, e poi le masse rotanti, le flywheel. Vi dico solo i principali, ce ne sono molti, però le principali, quelle che vedremo, sono quelle. Sono le tecnologie più mature, più affidabili, di immediato utilizzo. La parola tempo, Alice ha appena detto che è molto importante essere veloci, di immediato utilizzo. Però hanno dei tempi di scarica ridotti nell'ordine delle ore. È un bene o un male? Non è un male. Sono proprio quello che ci serve, perché abbiamo detto che le ore è più o meno l'ordine di grandezza del sole e del vento. Quindi tutto bene. La seconda famiglia, invece, è il power to gas. Il power to gas cosa fa? Prende l'elettricità rinnovabile fatta dai pannelli solari e dall'eolico e la usa per sintetizzare un combustibile che non è naturale, ma è sintetico. Che cos'è questa sostanza particolare? È l'idrogeno. Uso l'elettricità per fare idrogeno. E perché mi serve l'idrogeno? L'idrogeno perché può essere ossidato, bruciato, mettiamola così, dentro i motori, per tutte quelle applicazioni che non sono elettrificabili. Domani io avrò il fornello di casa che non andrà più a metano, andrà a elettricità, perché è elettrificato. Ma io posso mandare una nave cargo dalla Cina a Genova con delle batterie? No. Ci vuole troppa energia e quindi ho bisogno comunque di un combustibile. Questo combustibile può essere un idrogeno sintetizzato a partire dall'energia rinnovabile e quindi il power to gas risolve i problemi delle applicazioni non elettrificabili. Queste sono la mobilità pesante, le navi l'ho già detto, ma sono anche i camion, sono anche gli autobus. Un autobus fa 350-400 km al giorno a Genova. Poi ci sono tutti quei processi industriali che hanno bisogno di alta temperatura per svilupparsi. Temperature così alte, oltre i 1000 gradi Celsius, che con una resistenza elettrica, un'induzione, eccetera, non è possibile realizzare. Cioè, pensate all'industria siderurgica, per esempio, o all'industria del vetro, o a quella della ceramica. Io posso togliergli il combustibile? No. Glielo sostituisco con dell'idrogeno, con del metano sintetico da esso derivato. Infine, eventualmente, queste soluzioni di power to gas possono essere utilizzate per fare dello storage stagionale. Cosa significa? Che io posso pensare che ci saranno degli estati talmente soleggiati da poter pensare di catturare tutta l'energia del sole che riesco a catturare in estate per averne poi addirittura un po' da sfruttare in autunno.
Oppure, se io abitassi in un paese atlantico o nel nord Europa, dove ci sono venti che nei periodi autunnali e invernali sono capaci di soffiare tutto il giorno per intere settimane, tutta quell'energia lì è sfruttabile e può essere utilizzata addirittura in stagioni successive. In questo caso io posso usare una batteria elettricità su elettricità, vi dico già di no, ho bisogno di fare del gas di sintesi per immagazzinarla, per conservarla. E questo è il compito del Power to Gas. Comunque ne saprete molto di più la prossima conference con Rina e il dottor Bombardi. Perché noi oggi ci concentriamo sulla famiglia in alto in questo diagramma, che tra l'altro è un diagramma molto interessante, la famiglia del Power to Power. Il Power to Gas lo lasciamo alla prossima conference, quindi dovete partecipare per forza a questo punto, se no non sapete chi è l'assassino. Allora, in questo diagramma c'è la round trip efficiency, cioè l'efficienza energetica lungo il tempo di scarica, minuti, ore, giorni, mesi. Quindi adesso sappiamo tutti leggerlo. E vedete che la famiglia del Power to Power è in alto a sinistra. Cosa vuol dire? Che ha degli alti rendimenti, quindi funziona bene, mi fa spendere poco sul rendimento, non dissipo l'energia quando poi la riutilizzo, ne ho tanta, è economico, ma ha dei tempi di scarica, una capacità di immagazzinare che è limitata alle ore, come abbiamo detto. Ed è quindi adatta a quello che si chiama energy shifting. L'energy shifting è il seasonal storage, dove però il tempo è contato nelle ore. Infatti in inglese significa sposto l'energia, energy shift. Che a noi va benissimo, ve lo assicuro che va benissimo. Al contrario poi, il Power to Gas invece ha i tempi di scarica, quindi le capacità praticamente infinite. Più gas faccio, più capacità ho. È intuitivo. Quindi, ciao Alessandra, mio figlio. E grazie per essere venuto. Vabbè, ma siamo tra amici, siamo tra amici, dai. Siamo tra amici. Ma cosa succede? Sconta un basso rendimento perché è in basso per questa riga. E quindi cosa vuol dire? Che è meno economico. Mi dà un vantaggio, ma è meno economico. Bene? Quindi, come promesso, adesso parliamo soltanto della famiglia rossa, cioè flywheels, batterie e pump and hydro. I sistemi di pompaggio. I sistemi di pompaggio, questa è la prima scheda, se sono basati sull'acqua si chiamano pump and hydro. È uno storage in forma di energia potenziale gravitazionale dell'acqua tra due bacini idrici in dislivello tra loro. E quindi sono costituiti da un bacino idrico superiore, da un bacino idrico inferiore e da delle condotte che li collegano. In mezzo c'è una turbina idraulica che corrisponde anche però a una pompa idraulica, che è collegata a un generatore elettrico, che corrisponde però anche a un motore elettrico. In fase di carica di questa grande batteria, l'energia elettrica rinnovabile viene utilizzata per movimentare il motore elettrico che movimenta la pompa idraulica che spinge l'acqua dal bacino idrico inferiore verso il bacino idrico superiore. Quando il bacino idrico superiore è bello pieno, vuol dire che la batteria è carica al 100%. Possiamo scaricarla. Cosa succede? Che in fase di scarica, l'acqua defluisce dal bacino idrico superiore a quello inferiore. Con questa azione movimenta la turbina idraulica, che quindi movimenta il generatore elettrico, che genera elettricità, che viene immessa in rete, restituendo l'energia immagazzinata. Sono dei sistemi ottimi, sono belli, semplici, intuitivi, non hanno un grosso impatto ambientale visivo, perché sono dei laghi. Quando andiamo a sciare vediamo le dighe, le condotte, fanno montagna, sono quasi belle. Qual è il problema? È che sono vincolate alle caratteristiche del sito, per quello che le vediamo solo quando andiamo a sciare. Posso fare questo sistema in pianura? Forse sì, ma mi conviene. Ho bisogno di un dislivello naturale.
Inoltre, è pensabile fare questa cosa in un paese molto arido, dove l'acqua evapora velocemente? Se evapora l'acqua al bacino superiore, io sto perdendo la mia energia. Addirittura ci sono paesi dove l'acqua è una tale risorsa che questi sistemi sono impensabili. Però, poi un'altra cosa che è difficile di questi sistemi è che i tempi di realizzazione di impianti, come li vedete qui in foto, che sono giganteschi, sono molto lunghi. Ci vogliono 4-6 anni per farli. E in più sono anche molto costosi. Quindi è un sistema che va assolutamente sfruttato. Ne faremo, ne avremo, ne abbiamo già, ne faremo ancora, ma non possiamo coprire tutta l'esigenza solo con questa tecnologia. Servono anche altre tecnologie. Velocemente, qua ci sono le prestazioni, sono importanti per confrontarle queste schede che vedremo. Sulle caratteristiche, che poi ho dato un rating di merito in stelline, 1, 2, 3 stelline, perché diventa più intuitivo. Allora, il tempo di scarica, quindi la capacità di questa tecnologia, ottimo, 3 stelline, può coprire 12 ore, fantastico. Il rendimento, 2 stelline, buono, fino all'85%, vuol dire che il 15%, almeno il 15% lo devo perdere dell'energia che carico. La vita operativa è wow, 3 stelline, 4 stelline, 60 anni. 40 anni, 60 anni, sono sistemi che funzionano per decenni. Fantastico. Densità energetica povera, 1 stellina. Quindi impianti giganteschi. Problemi per fare impianti così. Passiamo all'altra tecnologia. I sistemi di pompaggio basati sul gas, però non quello che si accende, ma o anidride carbonica o aria. Allora, sulla parte sinistra vedete quello che avete visto prima nella slide precedente. Non mi dilungo su questo, è esattamente quello che avete visto prima. Un sistema di pompaggio basato sull'acqua, un pump and hydro. Com'è possibile per analogia passare a un altro sistema che non sia ad acqua? Perché invece della differenza di altitudine utilizzo una differenza di pressione. Ho un dislivello di pressione. Adesso vi spiego come funziona. Io prendo l'aria, ma può essere anidride carbonica. Attenzione. Nella fase di carica la comprimo con un compressore, utilizzando l'energia eolica e solare. Alla fine mi ritrovo che questo gas è compresso a una pressione più alta. Quanto più alta? Enormemente più alta. 40 atmosfere, 60 atmosfere. E quindi c'è una differenza di pressione. Una volta che ho compresso questo gas e riesco a stoccarlo dentro dei contenitori, delle bombole, volgarmente dette, avrò la mia batteria carica. Per scaricarla libero questo gas che tende a espandere dentro una turbina. La turbina, che è una turbina a quel punto molto simile a una turbina a vapore, no? Che conosciamo benissimo, può generare corrente elettrica attraverso un generatore elettrico, restituendo la energia immagazzinata. Ora, se è aria, a quel punto la ributto in atmosfera, perché è aria pulita. Se invece è anidride carbonica, la voglio conservare, anche perché non è bellissimo guardare anidride carbonica in giro, anche se è sempre la stessa che ricircola. Comunque sia, ha altri problemi, la devo conservare. La conservo dentro un contenitore che è simile alle tende dei campi da tennis d'inverno. È lo stesso concetto. E così via. Quindi avete visto che è possibile utilizzare un sistema di pompaggio che sfrutta gas con un'analogia tra differenza di altitudine dell'acqua e una differenza di pressione tra gas. Perché lo faccio? Perché posso farlo dove voglio. Non sono più vincolato al territorio. Lo posso mettere a Voghera, questa cosa qui. E la posso mettere nel deserto, magari per immagazzinare la luce, l'energia solare di un deserto, perché non funziona da questa cosa. Va bene. Vado. Ah sì, una cosa importantissima, la CO2, cioè l'anidride carbonica, a differenza dell'aria,
mi dà due vantaggi grossi in questi sistemi. Il primo è che a temperatura ambiente, a quelle pressioni, è liquida. Quindi sta in poco spazio. L'aria no. Per liquefarla devo scendere a meno 190, lei è la più brava, a meno 190 gradi, che è quasi impensabile. L'anidride carbonica lo fa a 25 gradi centigradi. Il secondo motivo è una questione di rendimento, perché per lavorare, comprimere, espandere un gas che è diverso dall'aria, è l'anidride carbonica, che ha caratteristiche diverse. Io ottengo dei rendimenti più alti. Come vedete, l'efficienza energetica di questi sistemi varia tra 50 e 80. Perché c'è questo range così ampio? Perché il più basso ci si avvicina, la parte bassa è l'aria, è fatto con l'aria, la parte alta è fatta con l'anidride carbonica. E se vi ricordate, il rendimento del pump and hydro arrivava al massimo 85%. Con questo perdo di poco meno, perché arrivo agli 80%. Non è niente male. Adesso guardiamo cosa sono le masse rotanti, le cosiddette flywheels. Questo è uno storage di energia in forma di energia cinetica rotazionale. Sono costituite da un motore elettrico che è anche un generatore elettrico, che è collegato a una massa rotante molto pesante. Allora, molto pesante significa che ha tanto momento di inerzia tecnicamente. Inoltre è costituito da un sistema di vuoto, una pompa a vuoto, che serve a rarefare l'aria dentro, in modo da minimizzare gli attriti con l'aria quando la massa rotante gira. Questa massa rotante gira a 16.000 giri al minuto, una velocità pazzesca, e quindi minimizza le perdite, come si dice, le dissipazioni per ventilazione. In fase di carica, l'energia solare ed eolica in forma di elettricità movimenta il motore elettrico, che porta dai 7.000 ai 16.000 giri questa massa rotante, e in fase di scarica questa massa, avendo una grande inerzia, ho detto che è molto pesante, è in grado di azionare il generatore elettrico restituendo la sua energia in energia elettrica attraverso il generatore elettrico, essenzialmente. Questi sistemi sono solitamente interrati. Perché li interriamo? Perché se c'è un guasto, per motivi di sicurezza, perché se c'è un guasto che libera la massa rotante a 16.000 giri, il terreno fa un bunker naturale, evitando che questa massa vada in giro per la città, essenzialmente, che non è bello. Tra l'altro, essendo interrate anche dal punto di vista visivo, non sono così impattanti, no? Perché sono sottoterra e nessuno le vede. Qual è il problema sembra degli ombrelloni. Qual è il problema di sta tecnologia? Dov'è la stellina? Una sola stellina? Nella capacità. Perché io non posso immagazzinare tanta energia con questi sistemi. Li buttiamo via? No. Sono fantastici per la regolazione di rete. Vi ricordate l'esempio che vi dicevo? Se ho bisogno di regolare la rete sono fenomeni di pochi minuti e quindi mi serve una batteria che sia meno di un'ora? Ve la presento. È lei. Tra l'altro ha un rendimento eccezionale, perché è il rendimento più alto che vedete in queste schede, 95% massimo. Una vita operativa da 3 stelle, perché oltre 20 anni, 1000 cicli, anche se è vero che fa tanti cicli al giorno per la sua applicazione, quindi poi bisognerebbe andare anche a vedere, però è un sistema molto longevo. E la densità energetica è buona, approvato. Abbiamo finito le tecnologie di tipo meccanico. Adesso entriamo nei sistemi di storage di tipo elettrochimico, e che sono quelli di cui io mi occupo in Ansaldo Greentech. Quindi grazie professor Lorenzelli per avermi insegnato così bene la chimica, che adesso mi è tornata utilissima in questa seconda fase della mia carriera. Allora, le batterie agli ioni di litio ci sono assolutamente familiari, le troviamo ovunque nella nostra vita quotidiana, sono negli smartphone, nei computer e nelle automobili elettriche.
però possono essere anche ottimamente utilizzate in grandi impianti di storage di energia di tipo elettrochimico, dentro dei container da 20 o da 40 piedi. Sono le stesse batterie, hanno una forma diversa, ma sono le stesse batterie. Qua vedete una plant in California a ioni di litio. Allora, è costituita praticamente da un anodo, che è questo rosa, da un catodo, che è questo nero, in mezzo c'è un elettrolita, catodo, anodo, ok, grazie, grazie mille. In mezzo c'è un elettrolita, volevo vedere se eravate attenti. L'unico attento è lui. L'unico attento è lui. Vabbè, era voluta questa. Com'è? No, non c'è nessuno ignorante qua. No, ignorano nel senso latino del termine, al massimo. Allora, non mi distraggo, se no andiamo troppo lungo. Allora, l'elettrolita sta in mezzo c'è anche un separatore che può essere attraversato, che separa. Può essere attraversato soltanto dal litio, ma se allo stato di ione. Allora, il catodo, questo è importante ragazzi, questo è importante, il catodo è fatto di ossidi di metalli come il cobalto, il manganese e il nickel. Sono abbondanti questi metalli in natura? Ce ne sono tanti, tanti, tanti? No, scarseggiano. L'anodo è fatto... sono in Cina e in Cile. Sono in Sud America e in Cina, questi metalli. L'anodo è fatto di grafite. Allora, come funziona? Se io applico una sufficiente differenza di potenziale tra catodo e anodo, il litio passa allo stato di ione, litio più. Contestualmente, contemporaneamente, si libera un elettrone nel processo. Lo ione di litio così generato è questa volta in grado di attraversare il separatore e quindi migra in fase di carica dal catodo all'anodo attraverso il separatore. Contemporaneamente, contestualmente, gli elettroni liberati dal processo sono raccolti dall'elettrodo del catodo e vengono fatti confluire dentro il circuito elettrico esterno. Un flusso di elettroni in un circuito elettrico è elettricità, che viene quindi condotta dalla parte dell'elettrodo dell'anodo per chiudere il percorso. E quindi il litio che è passato dal catodo all'anodo, che era ionico, può ritornare a essere allo stato di litio. E si è chiuso un cerchio. Siccome questo cerchio è reversibile, posso farlo in una direzione, posso farlo in un'altra, si crea la fase di carica e discarica della batteria. Queste batterie hanno un rendimento alto, però le loro performance degradano molto velocemente con l'utilizzo. Lo vedete nei vostri computer, no? Pensate che una batteria per uso industriale decade, la sua capacità, quella di contenere l'energia, decade del 2% ogni anno, considerando un solo ciclo al giorno di carica e scarica. Quando quella batteria arriva a aver perso il 20%, è già il 30%, è già considerata esausta e va sostituita. Quindi costa fare questa sostituzione. Il tempo di scarica è dalle 2, può essere mezz'ora, un'ora, non più di 4 ore. Noi, Alice ha appena detto che ce ne servono 8. Come si fa? Beh, basta mettere il doppio delle batterie, perché le prime 4 ore le copro con la prima metà delle batterie. Dopodiché utilizzo la seconda metà delle batterie per coprire le ultime 4 ore, no? Però raddoppio il numero e questo significa maggiori costi. L'efficienza non si può dire nulla. 3 stelle, 90% è ottimo. La vita operativa, come avete ormai intuito, è piuttosto breve.
sono solo 10 anni, dopodiché vanno sostituite, intorno ai 5.000-6.000 cicli, e la densità energetica è veramente eccezionale, è la più alta di tutte queste schede che vedrete. Ecco perché una batteria che è molto compatta, è efficiente e ha una vita che è compatibile con quella di un'automobile, 10-15 anni, diventa la batteria di riferimento per l'automotive, per le automobili. E questo ha un impatto sulle batterie della transizione energetica, perché tutto quel litio che serve, tutto quel cobalto, quel nickel e quel manganese deve essere condiviso con le macchine elettriche. E quindi il prezzo cosa fa? Sale. Vediamo adesso l'altra batteria elettrochimica. Dai. Batteria redox flow. L'altra tecnologia immediatamente utilizzabile per lo storage elettrochimico sono le batterie a flusso. Contrariamente alle batterie agli ioni di litio, l'elettrolita nelle batterie a flusso non è contenuto nel pacco batteria, nel blocco batteria, bensì è contenuto, stoccato in serbatoi esterni separati dal pacco batteria. Ed esso è continuativamente ricircolato dentro il pacco batteria, nella cella elettrochimica, che è quella che vedete adesso ingrandita, da queste pompe idrauliche che vedete girare, no? Attraverso queste tubazioni. Quindi la potenza della batteria sarà determinata da quello che vedete adesso nell'animazione, cioè dalla cella elettrochimica, o meglio dall'estensione della membrana ionica, dall'estensione del catodo e dell'anodo, dalla superficie. Poi, per essere esatti, anche dalla velocità di attraversamento dell'elettrolita all'interno, perché però ovviamente che il professor Lorenzelli potrebbe fare una lezione su questo, no? Un motivo di cinetica. Mentre l'energia è data dalla quantità di elettrolita che è contenuta dentro i serbatoi. È importante? Sì, perché significa che se io ho bisogno di più capacità, non è che devo mettere più batterie, devo mettere più serbatoi, che è un grande vantaggio, soprattutto nei costi, perché la batteria è sempre quella. Per aumentare la capacità metto più elettrolita, più serbatoi. Ok. Queste batterie sono, ce l'hai la risposta? Bravissima, bravissima. Questa batteria è anche intrinsecamente più semplice di quella degli ioni di litio. Perché? Intanto l'anodo non è, scusate, se no mi riprende di nuovo, il catodo non è fatto da ossidi di metalli rari, né l'anodo è fatto di grafite. Di cosa sono fatti questi elettrodi? Cioè non esiste né un catodo, esistono degli elettrodi dentro questa batteria. Sono fatti di carbonio in forma di feltro o di fogli. Sono molto più semplici. Inoltre l'elettrolita è una soluzione acquosa che può essere a base acida o a base basica. Quindi sono inerentemente più semplici, non utilizzano materiali rari. Ne esistono di molteplici chimiche, però quelle più diffuse sono quelle che si basano sul vanadio, quindi voi vedrete vanadium redox flow battery nella maggior parte dei casi e delle pubblicazioni, che è contenuto dentro l'elettrolita al 15% in peso. Poi c'è un 25% di acido solforico nell'elettrolita, perché è una base acida questa soluzione col vanadio, e tutto il resto, più del 60%, che cos'è? Acqua. È infiammabile l'acqua? Non è infiammabile, poi vedremo perché è importante questa cosa che vi ho detto. È meno efficiente delle batterie al litio, però ha il grande vantaggio che le prestazioni di questa batteria non decadono con l'utilizzo, il che significa che per tutta la vita operativa di questa batteria avrò sempre le stesse performance. La dovrò sostituire?
No, non c'è più motivo. Non devo sostituirla. Il tempo di scarica è 3 stelline, perché arriva a 11 ore, ma in realtà non c'è un limite, io posso mettere, c'è un limite poi idraulico, ma teoricamente sistemi in questo momento esistenti a 11 ore li abbiamo. Quindi arriviamo, ho messo 11. L'efficienza è un po' più bassa, ma come avevamo detto, le performance non degradano nel tempo. La vita operativa 3 stelle, più di 20 anni, 200.000 cicli. La densità energetica buona. Però come vediamo in questo edificio che è una storage plant al vanadio, batteria a flusso in Cina, si integra perfettamente col tessuto urbano. Quindi è ingombrante, ma tollerabile. E questo edificio è stato organizzato molto intelligentemente con i serbatoi al piano di sotto e i pacchi batteria al piano di sotto. Ho finito le schede delle tecnologie. Non sono tutte le tecnologie, ma sono quelle di riferimento, le più mature, le immediatamente utilizzabili, le più affidabili, quelle che vedremo. Terna, che è il nostro TSO, cioè il gestore della rete, sta testando queste e altre tecnologie in 2 hub, questa è una slide di Terna, in 2 hub sperimentali all'avanguardia, uno è in Sardegna, a Condrogianos, e l'altro è in Sicilia, a Ciminna. Da più di 5 anni che sta testando queste tecnologie. Ci sono altri hub in Campania. I risultati servono a individuare quali sono le tecnologie più adatte per le necessità del nostro paese. E i dati e l'esperienza che è stata accumulata serviranno a ottimizzare la pianificazione, ma soprattutto la gestione di questo parco di storage di energia, che è immenso, come abbiamo visto, e che sarà massivamente installato sul territorio nazionale già a partire dalle prime aste di storage del prossimo anno, come ha detto Alice nelle slide. E questo perché? Per garantire all'Italia e all'Europa, perché noi facciamo parte dell'Europa, una generazione elettrica sempre più verde, sempre più rinnovabile. Ovviamente per rispettare gli obiettivi di transizione ecologica che hanno come obiettivo l'abbattimento dell'anidride carbonica. E Gutierrez pochi giorni fa ha parlato di suicidio di massa. Ecco a cosa serve l'energy storage. A cosa serve il saldo di Greentech però in tutta questa faccenda? Allora, adesso vi faccio vedere come la mia azienda contribuirà in un modo attivo a tutta questa avventura, nel conseguimento dei risultati di tutta questa avventura, per tutti noi. Noi vogliamo farlo anche per tutto il resto dell'Europa, perché ci piace vendere i nostri prodotti e fare qualcosa di importante per l'Europa. Lo faremo anche per il Nord Africa, per il Medio Oriente. Perché? Perché Ansaldo è un'azienda che il prossimo anno fa 170 anni. È un player riconosciuto internazionalmente nel mondo della power generation. Abbiamo un'esperienza enorme che mettiamo a servizio della transizione ecologica. Abbiamo ingegneri, abbiamo le fabbriche, abbiamo le infrastrutture, abbiamo la tradizione, abbiamo i centri di ricerca, abbiamo tutta una rete di clienti, di fornitori, abbiamo l'expertise. Siamo dei player riconosciuti internazionalmente nella power generation da decenni. Esistiamo il prossimo anno da 170 anni. Per fare questo, Ansaldo Energia ha fondato Ansaldo Greentech, come ricordava il professor Massardo all'inizio. Ansaldo Greentech è nata nel 2021. In realtà è nata prima, io ci lavoravo prima ancora che fosse ufficializzata questa cosa. È stata ufficializzata nel 2021.
e serve per differenziare i prodotti a servizio della transizione ecologica. Noi in Ansaldo Greentech abbiamo 4 piattaforme prodotto, che vedete qui: l'energy storage, l'idrogeno, le energie rinnovabili e quella che noi chiamiamo transition ready. Questi sono prodotti, sono tecnologia. Vediamo l'energy storage. Nell'energy storage, in quella piattaforma, abbiamo 2 tipologie di prodotti. Uno è di tipo elettrochimico e me ne occupo personalmente. Sono le batterie, sono soluzioni innovative di tipo elettrochimico per superare i limiti delle tecnologie tradizionali, che sono quelle del litio. E poi c'è il sistema di pompaggio a gas, precisamente ad anidride carbonica, che noi chiamiamo CO2 battery. E se ne occupa Alice. Questa CO2 battery, tra l'altro, può essere simbioticamente abbinata a un impianto combinato, andando a esaltare le prestazioni dell'uno e dell'altro. Noi questo prodotto, che è ibrido, che tra l'altro è retrofittabile, cioè si può mettere su un sistema esistente, un combinato esistente, lo chiamiamo Energy Transition Combined Cycle, ETCC. Poi c'è l'idrogeno. L'idrogeno significa realizzare, costruire e produrre degli elettrolizzatori. Energia elettrica entra, esce idrogeno. Fare gli impianti nei siti per la produzione di idrogeno e fare il service a questi impianti. Abbiamo 2 tecnologie, l'AEM e la SOEC. Poi c'è l'energia, ci sono la piattaforma delle energie rinnovabili e ci concentriamo sulla produzione, su un prodotto che è una torre eolica, quindi un'elica, no? Una torre eolica per le applicazioni onshore. E infine c'è la 4ª piattaforma, che è l'Energy Transition, cioè sono quei prodotti che già esistevano in Ansaldo Energia e che grazie alla transizione ecologica riescono ad avere una nuova giovinezza. Parlo delle microturbine che possono utilizzare combustibili sintetici, vi ricordate il power to gas, l'idrogeno, il metano o il biogas o il metanolo per esempio, e che serviranno come elementi di cogenerazione, quindi fare l'energia elettrica e contestualmente calore, in quelle comunità energetiche della prima slide, le famose comunità energetiche, di cui probabilmente faremo tutti parte un giorno. In ultimo c'è la tecnologia della turbina a vapore e la turbina a vapore stessa e la capacità di trasformare una turbina a vapore per riadattarla a una batteria alla CO2, una CO2 battery essenzialmente. Adesso, siccome questa è l'ultima slide, praticamente la penultima, giuro, ne ho ancora 2, resistete. Visto che la conferenza è sui sistemi di storage, faccio un picco velocissimo sui prodotti dell'energy storage. Questa è la CO2 battery, che è carina perché c'è questo rendering che è spettacolare dal mio punto di vista. Qua vedete quel serbatoio che sembrava la tenda, che sembra la tenda dei campi da tennis d'inverno, ha questo aspetto. E di sotto c'è la batteria Redox Flow al vanadio, che è l'altro prodotto di Ansaldo Greentech, attraverso una collaborazione con Largo, che è un'azienda americana, con la quale abbiamo firmato un memorandum of understanding a metà del 2022 e che prevede la realizzazione di una joint venture a Genova per la produzione delle batterie a Genova, nella fabbrica di Genova, e commercializzazione, installazione e service in tutta Europa, in Africa e nel Medio Oriente. Questi 2 prodotti nell'energy storage superano i limiti delle batterie tradizionali al litio. Intanto non sono cinesi, come diceva Luce. Tanto per cominciare che non è male, visto che stiamo cercando di fare di tutto per differenziare e renderci indipendenti dal punto di vista energetico. Dopodiché c'è il disaccoppiamento potenza-energia, che abbiamo visto essere importante. Poi ci sono dei tempi di scarica che sono ben sopra le 4 ore, quindi ci adattiamo perfettamente alle esigenze della transizione, una lunghissima vita operativa, l'avete visto nelle schede di prima,
grande flessibilità operativa. Io posso tenere l'energia dentro queste batterie indefinitamente nel tempo, senza che esse si autoscarichino. Se provate a farlo con le litio è impossibile. Se voi lasciate il cellulare senza caricarlo, anche senza usarlo, anche se fosse spento, dopo un po' vedrete, ci vogliono giorni, che non si accende più, perché la batteria si è scaricata da sola. Nessun pericolo di infiammabilità. Quando avevo detto è importante avere l'acqua dentro l'elettrolita, non si infiammano. E sappiate che le batterie al litio hanno un fenomeno autoinnescante che si chiama thermal runaway. Adesso è meglio che, perché poi è un po' una tecnologia concorrente, non mi piace parlarne male. Però è un fenomeno, perché non ne parlo male, sono importantissime, poi lo vedrete nelle conclusioni perché sono così importanti. Però è vero che devono stare molto attenti con i loro sistemi di sicurezza a controllare il fenomeno del thermal runaway, perché è un fenomeno che porta all'incendio della batteria. Invece questi prodotti non sono infiammabili, sono sicuri da questo punto di vista. Non utilizziamo nessuna materia prima rara per questi prodotti, sono facilmente smantellabili. L'elettrolita che utilizza una batteria al vanadio, alla fine della vita operativa della batteria, cosa ne facciamo? Lo si riutilizza tal quale in un'altra batteria, perché è il più pregiato, perché si è purificato nel tempo. Quindi a fine vita è come il vino. A fine vita è migliore dell'inizio della vita. Quindi è totalmente riciclabile. E se così non fosse, il vanadio può essere decaduto con un processo termico. Infine non ha nessun collegamento con i materiali che vengono utilizzati per la mobilità. Vi assicuro che fra 10 anni, fra 20 anni, guiderete una macchina elettrica. Ve lo assicuro. Basta, io direi che ho finito, ci sono soltanto le conclusioni che sono queste, molto velocemente. Allora, che cosa ci portiamo a casa? Ci portiamo a casa che noi entro il 2030 in Italia e in Europa dobbiamo, e faremo così, abbattere del 55% le emissioni di anidride carbonica rispetto al 1990. E dentro il 2050 andremo a neutralità, cioè andiamo ad emissioni di anidride carbonica nulle. Per fare questo serve la diffusione della produzione energetica rinnovabile, solare ed eolica. Come si fa? Si può. Dobbiamo però metterci dell'energy storage, perché altrimenti non si può. Le due cose devono coesistere. I target italiani per lo sviluppo della generazione rinnovabile, sia solare che eolica, sono già stati definiti da SNAM e da Terna e sono super, mega, giga ambiziosi. Ma studi di fattibilità hanno dimostrato, per esempio, quanto suolo mi serve, hanno dimostrato che sono raggiungibili e io sono convinto che li raggiungeremo. E sono quelli che leggete in alto. Entro il 2030 la produzione wind in Italia sarà moltiplicata di 2 volte e mezza. Quella solare di 3 volte e mezza in 7 anni. E quella dell'energy storage, cioè la presenza di energy storage, sarà moltiplicata addirittura di 11 volte. Per fare questo sull'energy storage ci sono diverse tecnologie disponibili, immediatamente utilizzabili, mature, affidabili. Quali sono? I sistemi di pompaggio, siano essi ad acqua o ad anidride carbonica, ma anche a aria, benissimo, siano essi elettrochimici. In tal caso sono batterie che possono essere al litio o vanadio redox flow. Cos'è? Una gara che alla fine vince una tecnologia sulle altre, ci sarà solo quella, l'imperatore delle tecnologie? No, avremo bisogno di tutte queste tecnologie, perché tutte queste tecnologie coesisteranno tra di loro in un mix, perché ogni tecnologia risponde alla necessità di particolari applicazioni, oppure alle caratteristiche di un territorio, o semplicemente a un'esigenza di opportunità. Quindi noi le vedremo tutte queste tecnologie. Infine, il power to gas, che vedremo nella prossima conferenza, è la chiave di volta di tutta questa cupola, perché andrà a risolvere tutte quelle applicazioni che elettrificabili non sono.
che sono la mobilità pesante, vi avevo detto, e tutti quei processi industriali che non possono fare a meno di bruciare qualcosa, che si chiamano hard to abate. Io per vostra gioia ho finito, spero comunque di avervi almeno un po' intrattenuto. Grazie. Dice il doppio e confronta un pannello al sud a terra con un pannello a nord sul tetto. Quindi sono stata imprecisa io, è ancora più preciso questo report. La domanda sul peso delle batterie, ho trovato un po' di tutto sulle batterie utilizzate per la mobilità elettrica. La Tesla più figa del mondo, 150 kg, si è arrivati fino a 500 kg, però si parla di decine di kilowattora. Noi gli impianti di cui abbiamo bisogno saranno centinaia di megawattora, quindi centinaia di migliaia di batterie in una macchina, per cui sono altre fasi importanti. Non so se c'è tempo per qualche domanda. Avete visto che non è possibile metterla in castagna. Scusate, intanto avete capito durante il sofferto, ma nel suo dottorato. Io non ho finito. La devo raccontare. Vai, racconta. Una domenica pomeriggio, No, sappiate che è tutto reciproco. il telefono la domenica pomeriggio con le mie e lui mi telefona e mi dice ma ritengo le 4:48 e tu sei a 125 facendo la derivata di persona viene fuori però la domenica pomeriggio di Milano non la domenica pomeriggio perché lui è così, lui è veramente Quando abbiamo trovato l'errore di consumo, e poi non abbiamo trovato l'errore no, era divertente. Era divertente. Eravamo anche più giovani. Intanto vi voglio ringraziare perché hanno fatto una bellissima presentazione e credo anche molto chiara, nel senso che questo è un argomento abbastanza ostico come in realtà, no? Perché si sta interpretato. Io avrei un'osservazione, ma mi lasciare spazio a domande che ci sono sicuramente. L'ho visto, ecco. Quelle difficili risponde. No, lo deve tenere così però. Una curiosità, vedo che in fondo avete parlato che quando vedo che c'è sempre e per l'ansaldo che hanno qualche e quindi pensate di fare delle pale eoliche galleggianti perché Genova è scarsa di territori, c'è tanto mare. E circa nel 2050 fate due conti, ci vogliono 3.000 gigawattora. A voi fare due conti. Allora, rispondo io a questa. Solo, gli autobus a Genova vanno tutte le batterie di litio, sapete? Quelli che hanno sì, comunque a Bologna già c'è una batteria, no, scusate il gioco di parole, una flotta di autobus a idrogeno e effettivamente l'autobus a idrogeno può complementare quello elettrico. Si sta parlando tra Ansaldo e anche il Comune di Genova di verificare la possibilità di accoppiare anche degli autobus a idrogeno. Il vantaggio dell'autobus a idrogeno è l'autonomia. Ha una grande autonomia, quindi dipende molto dall'applicazione e da che tratta. Ma se è un però, come dicevo prima nelle conclusioni, cioè sono tecnologie, non è che una vince sull'altra, vedrete che coesisteranno tutte, perché ognuna è più adatta a un particolare applicazione. Vado alle batterie floating. Allora, pale eoliche, scusa, alle pale eoliche floating. Ora, Genova ha un bellissimo mare, però l'interesse di Ansaldo è quello di fabbricarle per tutti i mari, non soltanto quello di Genova, no? Quindi questo è un motivo, cioè c'è un motivo proprio di mercato, dopodiché c'è un motivo di tecnologia dietro a un prodotto. Se andiamo a parlare di pale eoliche flottanti, cioè
In altre parole, sarebbero le onshore sono quelle a terra, poi ci sono le offshore che sono in mare, poi per averle talmente distante da neanche vederle perché sono oltre all'orizzonte, visto che quelle in mare sono palafittate nel fondo del mare e quindi non posso andarle troppo lontano dalla costa, quindi sono costretto a vedermele quando vado a fare il bagno. Per mandare molto oltre la costa e dove c'è anche più vento, si è pensato di farle galleggiare su delle piattaforme, sono le famose flottanti. Sono batterie sono torri eoliche gigantesche, perché non ha senso farla piccola, a quel punto si fa gigantesca, il che complica enormemente questo tipo di tecnologia, ma non per Ansaldo Energia, per tutti, perché in questo momento di torri eoliche flottanti ci sono soltanto alcuni prototipi, che tra l'altro costano tantissimo. Perché? Quali sono i problemi? I problemi sono intanto di tipo strutturale, perché l'area di questa elica è gigantesca, la torre è gigantesca e in più deve galleggiare su una piattaforma stabile e si creano delle interazioni di frequenza tra le pale, la torre e l'azione galleggiante che rende insicure queste torri. Ecco perché i produttori che cercano di commercializzarla fanno una gara per fare la dimostrazione che funzioni. È una tecnologia che per Ansaldo Energia è molto meno appetibile di altre tecnologie, come per esempio quella offshore, soprattutto perché c'è un mercato che sta esplodendo su, abbiamo visto che deve andare al 2,5, le tecnologie sono tecnologie che sono disponibili, quindi ha molto più senso. Poi in futuro vedremo, ragazzi. Cioè, adesso dobbiamo partire con il prodotto che ha più buon senso, no? Che ha più probabilità di successo e di dare lavoro e ricchezza e crescita a Genova, come diceva lei, no? Quindi scegliamo i prodotti e quindi in questo momento il flottante per noi è qualcosa che stiamo valutando, ma non è, abbiamo fatto una scelta sull'onshore. Per questi motivi. Io mi sono dichiarato ignorante, perché lo sono, in quanto mi occupo di psicologia, di psicoanalisi e sono, diciamo, in qualche modo in un campo che quello che ho sentito, devo dire, mi è veramente strano. Ma giustamente sono riuscito a capire. Quindi questa opzione con te. evidentemente diciamo, è una superiore. E mi qualifico, mettiamo 10 facili, se non ho provocato nessuna di queste opzioni. Continuerò fino in fondo e la mia domandina che pongo qui, dopo essere rimasto colpito dalla possibilità di mettere insieme imprese, università, mi domando l'interfaccia con le amministrazioni pubbliche, a che punto sono? Perché senza potere il sapere diventa elucubrazione. Grazie. Allora, qua possiamo rispondere sia... No, vabbè. Ansaldo Energia, parlo per Ansaldo, io vengo qua incontro alle imprese. Ansaldo Energia è sempre vissuto nel tessuto del territorio urbano genovese e ligure. Siamo sempre stati affiancati dalle autorità. C'è sempre stata, ma proprio con le persone di Genova, le persone della Liguria, un continuo dialogo da che Ansaldo Energia esiste. Quindi queste cose vanno migliorate, possono migliorare, dobbiamo lavorare per migliorarle, però non mi sento di dire che Ansaldo Energia è abbandonata dall'autorità. Dopodiché, anzi tutt'altro, parliamo continuamente con loro. È importante il loro ruolo, ecco, mettiamola così, il ruolo dell'autorità è l'altro elemento, l'ulteriore elemento
che è necessario affinché tutto funzioni. Perché, per esempio, parlo per quanto ne so io, perché sono ignorante anche io, tutto quello che avete visto non è possibile se non c'è un'autorizzazione territoriale da parte delle autorità competenti territoriali. Io posso mettere un impianto di pannelli solari se non ho l'autorizzazione regionale. Posso fare la stessa cosa con uno storage elettrochimico se la cittadinanza non è d'accordo. Quindi è vero l'intervento che ha fatto. L'autorità è sempre, sembra assente, ma in realtà non lo è assente, ed è assolutamente necessario che non lo sia. Quindi è importantissimo. Poi, all'interno di questo programma vedo che mi fa piacere leggere che il 25 di novembre al pomeriggio parteciperanno il presidente della regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, il magnifico rettore dell'Università Federico Delpino. Potete leggerlo e va avanti, potete leggerlo, no? Quindi mi sembra, vorrò partecipare a questa tavola, cioè, ad assistere a questa tavola. Comunque grazie per l'intervento, perché sì, l'autorità, senza autorità è impossibile fare tutto quello che abbiamo visto. Allora, adesso non lo so, questo famigerato report interno su cui ho basato metà dell'intervento. C'è un dato che grida vendetta su quante richieste di installato solare ci sono tenute ferme. Mi ha fatto ridere perché lo dice Terna, che si lamentano loro, avranno dei link ministeriali più forti dei nostri. Quindi, sì. Ecco, è un numero così, ma anche sul solare è un numero che grida vendetta. Adesso lo c'è. Ma notevolmente indietro, quindi insomma, cioè non è così, tra l'altro è difficile arrivare a recuperare ancora di più. Però io apprezzo la tua fiducia e la tua passione, devo dire che io sono un po' preoccupato, forse perché sto andando avanti con l'età e quindi mi preoccupo di più, ma vedete fiducioso, perché sinceramente i numeri che poi nel 2050 fanno veramente tremare i polsi. Fanno tremare i polsi. Cioè, No, ma sono d'accordo con te. Non voglio fare una discussione su questo tema. No, infatti. Antonio, comunque crediamoci, perché bisogna raggiungere questi obiettivi, bisogna crederci. Complimenti, ma non è una reazione. Sono venuto qui pensando che il problema di immagazzinare l'energia elettrica non fosse risolto, o comunque fosse molto lontano la soluzione. E quindi noi mi incontro con voi, dando fiducia a quello che esiste, ne esco con un ottimismo molto superiore. Cioè io pensavo che fosse impossibile risolvere nei prossimi 10 anni il problema del magazzino dell'energia. Voi mi avete presentato una gamma di magazzini. Di scelte. Di scelte, ma che sono, la domanda è, sono economiche, sono finanziate dall'Europa e dal PNRR? È possibile fare investimenti che garantiscono una redditività, a parte le autorizzazioni, più delle autorizzazioni che sappiamo i percorsi difficili e lunghi che da affrontare. Quindi l'ottimismo è fondato, oppure io pensavo fosse nella fase di sviluppo delle tecnologie, di sviluppo, non della realizzazione. Voi mi state dicendo che siete sul mercato. Ultima domanda, Siamo sul mercato. quali sono i vostri problemi? Allora, tante domande tutte insieme. La robustezza delle tecnologie, Leo è partito con i pompaggi idroelettrici. Tutti quelli che sono installati in Italia, i pompaggi sono la tecnologia più robusta, da quando ci si preparava ad accogliere del nucleare. Perché il nucleare fa la stessa cosa, non si spegne mai. Quindi anche lui crea quel problema di sincronizzazione fra domanda e offerta. Quindi si creavano dei pompaggi per pompare l'acqua di notte quando il nucleare non si può spegnere, ma la gente ha spento le sue utenze, quindi sì. E poi negli ultimi anni credo che li abbiamo alimentato con il nucleare importato dalla Francia. Poi c'è stato il referendum, il nucleare non si è più fatto, i pompaggi ci sono rimasti. Quindi, bene o male, assolutamente. Per dire, la tecnologia più robusta ha addirittura un'esperienza decennale sulla schiena. Ha dei problemi enormi di dipendenza dal sito, ma è
diciamo, affidabilissima. Il tema dei costi, la transizione, sì, no, il pumped hydro è una tecnologia che ha decenni di esperienza sulle spalle, quindi non è un problema che si è posto solo con l'introduzione delle rinnovabili. Qualunque fonte che noi non comandiamo ci crea lo stesso problema dal punto di vista qualitativo. Il tema dei costi è un tema molto sensibile, la transizione energetica costerà, ma è costato anche abbandonare il carbone per il gas. Il carbone è il combustibile più economico in assoluto ad oggi. Infatti, purtroppo, si bruciano ancora, in Cina ne bruciano ancora tantissimo, e loro pesano tanto perché producono anche tantissimo. Quindi costerà. Io vi posso dire come funzionerà l'asta dello storage con cui l'Italia vuole gestire il prossimo anno, quindi vi do una risposta da una parte concreta, dall'altra contestuale. Terna, allora, diciamo, il meccanismo iniziale con cui uno può far stare in piedi una soluzione di energy storage è lucrare sul delta dei prezzi dell'energia durante il giorno, cioè quando il solare produce tanto e noi consumiamo poco, i prezzi vanno giù. Io a mezzogiorno mi carico la mia batteria. La sera succede il contrario, contemporaneamente al tramonto noi accendiamo le luci, quindi sale la richiesta ma trova l'offerta. A quel punto i prezzi schizzano e io ho comprato durante il giorno di tempo. Potrei comprare a prezzo nullo, vi dico questa cosa, in Germania non c'è anche dei prezzi negativi, cioè qui pagano per consumare energia. Vuol dire che questo è un fatto vero, l'ho chiesto a 2 tedeschi perché non ci credevo, ci sono delle ore in cui i treni stanno fermi stazioni vuoti, con riscaldamento o l'aria condizionata accesi, perché in quel momento per le ferrovie dello Stato non guadagnano. Follia energeticamente, ma tu stai facendo un servizio alla rete perché anziché farli esplodere con le congestioni di cui parlava prima, gli risolvi il problema. Folle, quindi il primo meccanismo per ripagare l'investimento di storage è fare questa compravendita, si chiama fare arbitraggio. Il problema è che quando tutti installano storage e si sincronizzano la domanda e l'offerta e i prezzi si appianano. Quindi Terna cosa dice l'anno prossimo in quest'asta? Caro Eni Power, che vuoi installare lo storage, Eni, dimmi quanto ti costerà l'investimento vita intera, complessivo, e dimmi qual è il pagamento annuo, il premio annuo che io ti devo dare perché tu rientri dal tuo investimento. Dopodiché io Terna uso la tua batteria quanto voglio, ti chiedo di salire, scendere, caricare, scaricare quanto voglio. Quindi ribaltano completamente il rischio di investimento su, posso dire, sulla bolletta nostra, perché alla fine Terna, nel momento in cui il gioco di comprare e vendere energia non chiuderà più a bilancio economico positivo, ma ci saranno dei giorni in cui dovrò caricare e scaricare le batterie e non ci sarà uno spread dei prezzi sufficiente a compensare il fatto che ho perso 10-15% dell'energia nel fare questa operazione, la ribalterà come onere di sistema. Quindi alla fine lo pagheremo, però è per una buona causa. Diciamo, va fatto comunque bene. In altre parole sarà remunerato e ci saranno i meccanismi per remunerarlo. Era quella slide dove dovevamo cambiare la questione del MITE che ha cambiato il nome. È questo il punto. Dopodiché il finanziamento per le filiere produttive che servono a realizzare questi prodotti, quelle sì che sono finanziate dal PNRR. Quindi c'è un finanziamento per la messa a terra delle filiere produttive. Dopodiché c'è una chiamata degli investitori a investire in business, in mercato sicuro, perché le regole che stanno disegnando Terna, Snam e il Ministero assicurano la remunerazione dell'investimento sullo storage, sul fotovoltaico e sull'eolico. Quindi funzionerà in questo modo. Grazie. I concorrenti sono... I concorrenti, allora, se andiamo a vedere, parlo per la mia batteria, i concorrenti sulle... io ho 3 concorrenti. Il primo concorrente è 1 a 1, cioè le altre batterie al vanadio in Europa. In questo momento c'è soltanto un'azienda che si trova in Austria che ha la capacità di poter offrire un prodotto come quello che potrà offrire dopo la fondazione della joint venture che stiamo lavorando, prodotto che sarà prodotto a Genova. E però questo vi assicuro
Non posso dire queste, però vi assicuro che almeno la capacità produttiva che butteremo qua a Genova è multipli di quella che invece è attualmente disponibile. Dopodiché tutti gli altri sono più dei dimostrativi, degli start-up, sono un po' indietro. C'è un numero di investitori che crescerà in Europa su questa tecnologia, ma io vedo quello come uno a uno. Poi c'è un altro, il vero competitor, dal mio punto di vista, perché io sono un uomo di azienda, vi ho fatto questa presentazione mettendomi tra le parti, ma adesso io mi rimetto la mia casacca, io sono Ansaldo Energia, sono Ansaldo Greentech, quindi il mio concorrente è il litio. Io devo vendere contro il litio e quindi devo fare bene come fa bene il litio e superare i limiti del litio. Va bene? Noi stiamo lavorando per quello e noi partiamo da un'ottima posizione e stiamo lavorando per avere un prodotto ancora migliore. Poi c'è un terzo concorrente. Un concorrente non è, che sono le nuove tecnologie elettrochimiche in sviluppo. Questa batteria può essere fatta, quella a flusso, con degli elettroliti organici. Costano molto meno. Non sono minerali, sono organici. Sono bellissime, ma sono troppo giovani, non sono ancora pronte, devono essere sviluppate, sono nelle mani di persone che lavorano nei laboratori. Quindi quello è un concorrente? Per me no, quello è un'opportunità. Io la voglio usare quell'opportunità, mi interessa, ci guardo dentro e le tengo d'occhio, ma non le vedo come un rischio, le vedo come un'opportunità per Ansaldo Energia, per poi avere anche quando sarà pronto. Risposto? Non hai altri passi di... Allora, il 25 mattino, lo dico perché era un momento del portato, sarà qui a parlare il vice direttore dell'autorità ARERA, che è l'autorità regolatore delle reti dell'ambiente, che è quella che sostanzialmente definisce a monte di tutto quello che ho detto le regole del gioco. Michele Gagliani sarà qui e parlerà di questi aspetti, anche degli aspetti generali delle rinnovabili, ma anche di questi aspetti legali. Lasciatemi soltanto dire che purtroppo non abbiamo i storage, perché facendo il phase out del carbone, abbiamo dovuto sostituirlo con il gas naturale. Cioè, il problema è questo. Quindi non è che in questo momento non c'è la soluzione è il gas naturale, non c'è altra soluzione. Quindi se nel 2030 arriveremo da qualche parte, perché ci sono i storage, bene, altrimenti non c'è soluzione al problema. Senza gli storage non si fanno rinnovabili, o se ne fanno un po'. Oppure si crea una situazione tale nella rete elettrica che impareremo cosa faranno nuovamente il blackout, con i problemi di perdita di servizio, eccetera. È un problema drammatico, quindi lo storage è la chiave. Sì, io dico che è quello che rende un'equazione la rende con uguale a zero, non lo rende con maggiore a zero. Poi è un termine sospetto, nella matematica. Questo è il punto. Oggi noi diciamo via il carbone, quando tutti hanno detto che bello, togliamo il carbone, facciamo le rinnovabili, e che ho scoperto che 5 gigawatt li dobbiamo fare di gas, perché ne togliamo 7 di carbone. Cioè, di cosa stiamo parlando? Non abbiamo decarbonizzato niente se non la differenza del carbone che sta nel carbone rispetto a quello che sta nel metano. Quindi senza quello che state facendo voi, che fanno altri in questo settore, ricordatevi che ci sono circa 7 gigawatt di storage idraulico in Italia, che però non è dato a terra, ma è dato ai privati, e quindi viene utilizzato per i privati. Se fosse utilizzato da terra, questo è un errore che si è fatto gravissimo quando si è fatta il famoso decreto Bersani, che ha dato i storage, diciamo sicuramente a Enel, e se li usa per i suoi interessi, non li usa per l'interesse della rete. Se fossero rimasti a terra, le cose sarebbero state diverse. Forse oggi avremo anche un po' di storia che potrebbe già fare delle cose che sono quelle che viviamo. Visto l'ora e visto che siete ancora qui e avete resistito, io vi ringrazio ancora e vi aspetto giovedì prossimo per sentire Rina che parla di idrogeno e venerdì prossimo per farvi una giornata intera per concludere questa faticosissima per una faticosissima organizzazione che però mi sembra che abbia dato dei frutti, perché le aziende hanno risposto in maniera veramente importante. Io sono estremamente contento e vi voglio ancora ringraziare a nome di tutti i presidenti. Grazie a voi.
il pomeriggio, bisogna prenotare. Direi che siamo